Mister Anastasio, oggi era importante per l'Agracassi superare il turno, ci è riuscito. Che idea si è fatto di questa partita? No, ma io ripeto, ho detto già al suo collega, non mi esalto nelle vittorie, non mi deprimo nelle sconfitte. Naturalmente ancora siamo alla seconda di Coppa Italia, la seconda uscita a livello ufficiale. Questa è una squadra che ha 15 giorni che lavoriamo insieme e 15 giorni di grandissimo sacrificio. Sicuramente l'unica nota negativa che posso dire è sull'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto soprattutto il primo tempo. Però non ci scordiamo che abbiamo fatto la prima di andata, l'abbiamo fatta come una grande squadra. Però l'atteggiamento deve essere sempre unico, deve essere sempre costante. L'unica cosa che non può mancare è l'atteggiamento a questo campionato. Una squadra che ha comunque un ottimo possesso palla, si è visto, però ha sofferto un po' le ripartenze degli avversari. Ma guarda, innanzitutto ci sono stimoli diversi perché loro venivano da un 2-0 e quindi dovevano recuperare, quindi era quasi scontato che loro sulle ripartenze erano molto più organizzati, diciamo. Il possesso palla mi sta bene, abbiamo fatto un gran possesso palla, però ripeto, non mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo, questo è da eliminare, da tagliare subito dalla mente perché se no non si va da nessuna parte. Una Agracassi comunque che ha a suo vantaggio il discorso che è una squadra per 10 undicesimi nuova, con un nuovo allenatore, e quindi si deve lavorare ancora molto. Ma guarda, a me alibi non mi piacciono, questo non vuol dire niente, l'unica attenuante è che in corso d'opera è stato cambiato un po' di qualcosa, però questo non vuol dire che uno può venire a Casteltermine, ma come se fossimo stati a Enna. Ecco, le partite vanno prese tutte quante allo stesso modo, se giochi con la prima, se giochi con l'ultima, secondo me devono essere prese sempre ecco, in un unico modo. Mister, vittoria di prestigio contro l'Agracassi, ma soprattutto un Casteltermine che rispetto all'andata sembrava un'altra squadra. No, ma diciamo che abbiamo fatto una buona gara. Io sono sempre del parere che nel calcio ogni partita va sempre giocata allo stesso modo. Sicuramente non eravamo dei blocchi domenica scorsa e non siamo dei fenomeni ora. Siamo una buona squadra che se riesce a lavorare in un certo modo, se riusciamo a fare quello che abbiamo in mente per cercare di completare questa squadra, che è innegabile che questa squadra ha bisogno di una prima punta. E poi per me è stato anche difficile perché tutti a parlare domenica scorsa ad Agrigento. Io il venerdì si era infortunato a San che è un pilastro della difesa, si è rotto il crociato e quindi non è facile dall'oggi al domani per una squadra come il Casteltermini trovare l'assetto giusto. In settimana c'è stato più tempo, abbiamo lavorato nel modo giusto, ci siamo preparati bene, abbiamo fatto una buona partita, siamo mancati in alcune situazioni perché molto probabilmente quello che non riuscivamo in alcune circostanze importanti, non riuscivamo a far salire la squadra davanti, però dietro sono stati perfetti, è innegabile che malgrado l'assenza, dopo che ci siamo ricompattati, ho parlato con Silla tutta la settimana, ricordiamoci che è un attaccante, ma ha fatto l'esterno di difesa, di terza linea e quindi è stato importante. Il Vediamo. Casteltermine ha avuto anche l'occasione di pareggiare e poi possibilmente andare a rigore negli ultimi minuti. Un peccato alla fine, dico. Giocarsela anche ai calci di rigore Sì, sarebbe ma stato bello per la squadra granata. sì, sì, sicuramente. Io sono soddisfatto della prova. Poi alla fine l'episodio ci può stare. Nel calcio di rigore ci può stare che si sbaglia. Quindi non è che chi non opera non sbaglia nella vita. Io ho fatto il calciatore, i miei ragazzi lo sanno, io lo dirò, lo sanno. Se tu prendi gol perché magari fai un errore banale, no? L'importante è che loro tatticamente cercano di seguire sempre le mie direttive. Per il resto io non ho nulla da rimproverare. Figurarsi se vado a rimproverare un mio giocatore che sbaglia il calcio di rigore.